la cosa più importante. Ecco, proseguendo nel discorso invece storico, partiamo da questo oggetto che è un oggetto originale e che, oltre a rappresentare i sonagli di cui abbiamo parlato, rappresenta anche la manufica, che è un'altra immagine importante che tu, Nanni, hai riprodotto. Facci vedere in quali ecco qua, negli orecchini che noi qui vediamo in originale, guarda che meraviglia. Sì. In originale, qua invece nella tua riproduzione... Sì. Sono spendilizzatori di Olollai, gli orecchini che usano ad Olollai, ancora oggi. Olollai vengono usati sia da età, diciamo, da ragazzini in poi sfoggiano tutte questi begli orecchini. Ecco, la mano in questo caso che significato ha? Allora, la mano ha avuto sempre un grande significato. La ritroviamo anche in altre culture, ricordiamocelo. Assolutamente sì. Ecco. Sì. Ma ad esempio una molto diffusa è la cosiddetta mano di Fatima o la mano di Kansa, o meglio in arabo, o Amesh in ebraico, che vuol dire punto 5, ma tutta la gestualità della mano, pensate soltanto alle corna che si fanno, oppure appunto, in ogni caso la mano ha sempre una grande valenza per quanto riguarda appunto allontanare il malocchio o le forze del male. Tu l'hai ritrovata da quando la mano nei tuoi studi? La monofiga, beh, io da ragazzino le facevo, da 14 anni io facevo sempre queste cose, perché il periodo quando eravamo quando ero su Agavoi, quando lavoravo là in Marvaggia, erano i gioielli del mio quotidiano, facevo perdere di ocru, pendilizones, scapulari, nudeos, era tutto quello. Ecco, altre immagini per ripartire dall'origine, cioè dagli originali che vedete qui riprodotti nel libro dei costumi. Per quanto riguarda i sonagli, voglio riportarli invece poi alle tue riproduzioni, quindi da queste immagini antiche alle immagini invece riprodotte da te, che sono... Questo è un amuleto che è sempre unico, perché sono pezzi di vetro salvati da totale distruzione, quindi non si ha uno schema di quello che si vuol fare. Qua in base al pezzo di vetro si crea un gioiello, quindi si ritrovano, questo è un pezzo di un bicchiere che si è salvato, quindi dicevano questo non è successo niente, si è salvato, deve avere dei poteri. Deve avere dei poteri magici. Questo è un tappo di un'ampolla. Facci vedere Sanuschera, che io adoro Sanuschera. Eccola qua, Sanuschera. Ecco, vedi, la nuschera qua si apre, ci si mette del cotone, ci si mette delle essenze profumate e si nuscada. Anche questa è accompagnata da dei campanellini e questa si poteva appendere per esempio in vita. Sì. Così come il sispuligadentes, cioè il nettadenti, il nettaorecchie, che si appendevano proprio alla cinta, dalla cintura sia femminile che maschile, dipende dagli oggetti. Certo, poteva essere sia maschile che femminile, di solito veniva donato dalla suocera alla nuora, era di buon augurio. Sì, fai attenzione, pulisci bene le orecchie, non ascoltare certe cose e pulisci bene la bocca per non dirne. Questo mi sembra un buon insegnamento, Don Pani. È anche evangelico questo. Vero? Se lo facessimo tutti ci farebbe solo del bene. Assolutamente sì. Invece di pulirci la bocca con le cattiverie, ripulirla nel senso di non farle uscire. E io produrrei tanti spuligadenti. Vero? Bene, sarebbe bello continuare all'infinito questo discorso, ma dobbiamo chiudere. Cosa dici, Paolo? Mi sa proprio di Il tempo è tiranno, come sempre. Quindi ringraziamo i nostri ospiti, naturalmente grazie per essere stati con noi ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.